piangenti, con le madri in lacrime, gli si fecero intorno. Distribuì alcuni chili e riposi gli altri che poi furono occulti. Di lì a poco arrivò un grido acuto, bestiale. Una donna giovane, completamente nuda, correva urlando e alcuni, forse parenti, inseguivano per i prendere. Era pazza. Era l'inferno. Sì. Se l'inferno c'è, non può essere peggiore di così. Ma se c'è, non dubitare, non sarà un gran male. L'uomo farà l'abitudine anche a quello. S'abitua a tutto. Dai quartieri adiacenti giungono in piazza del municipio i superstiti, laceri, col viso sconvolto, inepti. Molti sono completamente immuni, altri cercano di ripararsi dal freddo con qualche mutanda o qualche cencio sporco di sangue, di merda, di fango. Lo spettacolo è più che mai indescrivibile. Tutte le tinte di una fosca tavolozza pittorica non possono renderlo nella sua brutale comicità. I superstiti